Nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia, le ragazze di Acqua Centropose Bardolino, seppure in formazione ampiamente rimaneggiata, si abbattono come un ciclone sul malcapitato Brixen, sommerso da 10 reti. Con Girelli impegnati in azzurro, Mister Longega tiene a riposo atlete del calibro di Panico, Stefanelli e Motta. Tocca all'imponente Perobello guidare l'attacco veronese in assenza delle big. Cambiano le interpreti, ma il Bardolino gira sempre a 1000, andando subito in gol con una rivitalizzata Raffaella Manieri, brava ad infilare il secondo palo con un rasoterra. Il raddoppio giallo-blu è opera di Valentina Boni, che insacca la sfera su assist di Rachele Perobello. La giovane attaccante veronese incorna in rete la terza marcatura giallo-blu, sfruttando nel modo migliore il cross dalla sinistra di Barbierato. Raffaella Manieri da dentro l'area chiude con la quarta rete la prima frazione di gioco. La vera protagonista dell'incontro è però Capitan Boni, che delizia il pubblico con giocate d'alta classe e spettacolari rovesciate. Dopo aver colto un legno nel primo tempo, in apertura di ripresa la numero 10 Scaligera sigla il gol della doppietta personale con una bordata sotto la traversa. La neoentrata Vicchiarello, dopo aver colto la seconda traversa della giornata, scrive il proprio nome sul nutrito tabellino, battendo Brummer con la collaborazione del velo di Tuttino. Ogni nuova giocatrice mandata in campo da Longega va subito in gol e a questa regola non sfugge nemmeno Mencaccini. Il finale è tutto per Valentina Boni, che va in rete per altre 2 volte, raggiungendo la quaterna personale e sfiora il gol con un colpo di tacco acrobatico. In mezzo la rete di Melania Gabbiadini per il 10-0 finale che lancia il Bardolino Verona ai quarti di Coppa Italia. Giovedì prossimo le veronesi saranno attese da una gara sicuramente più impegnativa, ma quello ammirato a Calmasino è un Bardolino che ha ancora voglia di vincere e divertire. È stata una bella partita, anche se il divario fra le due squadre era notevoli, abbiamo fatto parecchi cambi, abbiamo dato soddisfazioni ai ragazze magari che hanno giocato meno, ma la squadra ha comunque fatto un bel calcio, una buona prestazione e direi buoni sopra le righe. Un Bardolino che anche con le seconde linee riesce comunque a fare la differenza. Sì, diremo che questo Bardolino ha una sua quadratura, riesce sempre comunque a esprimersi bene indipendentemente da chi manca e questo direi che è un merito che bisogna dare a queste ragazze. Raffaella, una doppietta personale per un Bardolino che gira a 1000 anche in Coppa Italia. Beh sì, credo che la partita di oggi non era assolutamente difficile, dovevamo solo giocare bene e mettere alla prova quello che facciamo in settimana per poi andare a affrontare squadre più forti a ottimi livelli. L'appetito viene mangiando, c'è questa Coppa Italia che a questo punto diventa un altro obiettivo. Beh, è sempre stato uno dei nostri obiettivi dopo lo scudetto e noi siamo qua e ci stiamo preparando appunto per portare a casa anche questo traguardo. Coppa Italia a questo punto nel mirino. Beh, ovvio, adesso dopo che abbiamo conquistato lo scudetto, adesso come obiettivo abbiamo la Coppa Italia che per noi anche è una cosa importante.